Eccoci qua. Io, che voce sto io. Bravo io! Anche due cantanti secondo me. Invece noi altri siamo qua con la nostra rubrica sul tempo, a meteorologia, un gran successo, la nostra rubrica, sapevi che abbiamo tolto, abbiamo speso anche a dischi, attore, dei strumenti. Guarda che sei attosa che era perso a testa. Era perso a testa. Succede qualcosa, qua succede qualcosa. Succede qualcosa. Adesso che sconvolgimenti. Roberto, qua a produzione mi chiama anche a un esperto oggi, infatti avevi visto che avevamo qua un ospite, e se il colonneo Mino Gintivo, come lei si chiama? Mino Gintivo, e se un colonneo di aeronautica. Mino Gintivo. Meteorologo. Signor Gintivo, ma sto cognome Gintivo, seo Veneto, perché io di dove seo? Bruciature, frazione di Boventa, provincia di Padova. Bruciature, qua Boventa proprio. E mi dica la verità. Guarda che Mino sono mia. Ma io seo in pensione, che io vedo così in borghese, vedo che se. Di solito i colonnei di aeronautica, i gatti, sti militari, no? Se me a sé che parla, ve lo dico, non so militare, mi sta a dire che io so aeronautica, mi non so aeronautica. A Bruciature mi chiama colonneo di quanti? E per cosa c'è? Bruciature, Boventa, colonneo Gintivo, ma vuoi si l'acqua, vuoi previsione del tempo, ve dico, lo capisco. Siccome che a casa da mentre risavo che avevo un quadro di Garibaldi. Se va a Garibaldi a generale, non era colonneo, sai? Dopo io ho fatto generale, prima era colonneo, ecco perché mi chiama colonneo. Ma andiamo subito alle previsioni, so che io in TV le previsioni anche a distanza dei mesi, cioè io in grado di dare previsioni proprio il suo strumento. Io dico subito che quello che faccio, lo faccio tutto basandomi sulle formiche. Vabbè, come fessa, scusami un attimo, se baso sui formiche io. Non sei che baso le formiche. Quando che arriva il momento che tacca informicolarsi, sto braccio, sta mano, sta gamba e sto piede qua, avevo capito, tacca informicolarsi. Ma tacca il svenimento qua? Ecco, e ora vuol dire che sei formiche in circolazione. Ecco, formiche in circolazione. Circolazione delle formiche. È il tempo. Ma, scusa, più che formiche in circolazione, se io che tacca formigare, se è un altro tipo di circolazione che non funziona io, anche le formiche. Baumona, domanda che ti casa e femmine se ne casa buttare bario per tutti i cantoni della casa che si trova le formiche in circolazione. Del baigon, non bario. Ma sti sta come sarà il tempo? Sti sta come sarà il tempo, sti sta? Il tempo a fine. E ora, veniamo e ora, e a circolazione. E me l'ha detto che formiche se non fuori a marzo, presto l'anno, e le femmine io sa che se gli cacata per casa, significa che l'estate sarà nata spuata identica a quella dell'anno scorso, cioè un schifo, mettiva l'anima in base. Sai che previsione che ha da fare? Comunque qua. Secondo me non avevamo bisogno di un colonneo, perché a Tosa che era perso a testa significava cataclisma. Catarata. No, invece se il caldo sarà in aumento, vuol dire questo, caldo sarà in aumento. Comunque, volevo fare un gentile omaggio. Allora, l'ospite è come il pesce. Che dopo un poco spuzza, infatti qua il sabato che io da tornare a Bruciature carabiniere qua Bruciature va a casa, insomma, chi mi hai mandato? Vabbè, partiamo con fiate dediche perché qua